Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Fumata nera davanti al prefetto di Pordenone, che questa mattina ha convocato in via informale sindacati e direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Confermato dunque lo sciopero della sanità pubblica del 13 maggio. Nessuna possibilità di conciliazione. Questa mattina di fronte al prefetto di Pordenone Domenico Lione, i rappresentanti delle sigle sindacali, il direttore di ASFO Joseph Polimeni, non sono giunti all'accordo di evitare lo sciopero della sanità pubblica del 13 maggio, che vista la portata potrebbe causare numerosi disservizi all'utenza. Questa era l'ultima possibilità, che però non ha avuto esito positivo. Noi siamo venuti anche oggi pensando di trovare una situazione diversa, invece per l'ennesima volta ci hanno preso in giro. Questa direzione si è ripresentata qui, convocata dal prefetto, che noi ringraziamo perché è sempre una persona veramente disponibile e si è messo in gioco anche oggi, ma dall'altra parte abbiamo trovato la stessa proposta che abbiamo già respinto, che saremmo stati disposti magari ad accoglierla nell'incontro precedente col prefetto e che la direzione non ha voluto. E oggi ci ripresenta la stessa proposta. Abbiamo detto chiaramente, tutti uniti, io parlo come RSU, però qua abbiamo tutte le altre sigle sindacali, che noi andiamo avanti con il nostro sciopero del 13 maggio. Esito positivo invece a Udine, dove in prefettura si sono incontrati azienda sanitaria e sindacati. Ci racconta tutto in diretta Isabella Gregorato, che si trova davanti all'ospedale di Udine, dove questa mattina si è svolta la manifestazione dei sindacati. A te, buongiorno. Buongiorno Alexis, sì, qui davanti al Santa Maria della Misericordia di Udine si è tenuto appunto questo presidio della UIL. Nel frattempo c'erano dei tavoli di concertazione in prefettura, il primo della CGIL, dal quale la CGIL appunto è uscita soddisfatta e ha congelato praticamente lo stato di agitazione, perché ha raggiunto in sostanza dei risultati importanti e ha ottenuto delle risposte positive alle sue richieste. E qui il presidio appunto davanti a Santa Maria della Misericordia sta per essere sciolto. Si sono fermati appositamente per noi, per il telegiornale, per darci le ultime comunicazioni, perché anche per voi l'incontro è stato positivo. Ne parliamo con Stefano Bressan, segretario della UIL FPL. Certamente, abbiamo sospeso lo stato di agitazione in quanto abbiamo ottenuto un grande risultato e la direzione di ASUFC, in accordo con il prefetto, ci ha dato la data del 31 luglio 2022 come data ultima per bandire le fasce e gli incarichi di funzione. Fasce che permetteranno quello che si chiama scatti di anzianità al personale avente diritto. Parliamo di 60-80 euro che andranno in busta paga ovviamente ogni mese a questi lavoratori. Gli incarichi di funzione che erano fermi come le fasce da 7 anni in questa azienda e daranno la possibilità a chi comunque vuole fare carriera, a chi vuole andare avanti con la sua attività in modo importante, di partecipare a questi bandi che andranno a rimuovere delle figure che a oggi erano nominate in maniera impropria e pagate con dei fondi che andavano a sottrarre risorse importanti a tutti i lavoratori. Per cui un incontro molto proficuo e avevamo fatto delle promesse e c'era stato dato un mandato dai lavoratori, mandato che abbiamo pienamente assolto. Lo stato di agitazione, ripeto, è stato sospeso e confidiamo che entro la data che è stata messa a verbale l'azienda mantenga tutto quello che ci ha promesso. Quindi qui in provincia di Udine niente scioperi in vista, almeno per quanto riguarda la UIL? Direi di no. Bene, ringraziamo Stefano Bressan, segretario della UIL FLP, e qui da Udine è tutto, restituisco la linea allo studio a te Alexis. Grazie Isabella per questo collegamento in diretta da Udine. Dopo la ICOP di Basigliano, anche la pordenonese Cimolai ha ottenuto una commessa da oltre 122 milioni di euro per la realizzazione di una linea della metropolitana di Parigi e una nuova stazione tra un anno all'inizio dei lavori.
La metropolitana di Parigi parlerà sempre più friulano. Dopo l'annuncio dell'appalto da 27 milioni di euro affidato alla ICOP di Basiliano per i lavori di costruzione della nuova linea 18, anche la Cimolai prenderà parte in modo consistente al progetto Grand Paris Express. L'azienda pordenonese si è aggiudicata i lavori affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese per la realizzazione del secondo lotto della linea 17 per un valore di oltre 122 milioni di euro. Il progetto è stato assegnato dalla società Grand Paris e riguarda la tratta che collegherà a nord della capitale francese il comune di Gonesse con quello di Tremblay-en-France. Si estenderà per 5,2 km, di cui 3,4 sviluppati su viadotti con struttura in acciaio verniciato dalla grande valenza architettonica. È prevista inoltre la costruzione di una nuova e moderna stazione in corrispondenza di Parc d'Exposition. Cimolai si occuperà della progettazione esecutiva, della fabbricazione, del trasporto e del montaggio in opera delle strutture metalliche dei viadotti e della stazione. Per la realizzazione della commessa è previsto l'utilizzo di circa 23.000 tonnellate di acciaio e l'impiego medio di 15 ingegneri, 30 tecnici e 100 operai specializzati in officina e in cantiere. I lavori inizieranno a giugno 2023 e termineranno a settembre del 2026 per consentire la messa in servizio della linea nel 2028. La politica, intercettare consenso anche oltre il centrodestra, questa è la visione che ha il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi sulla lista che Massimiliano Federica sta creando in vista delle prossime regionali. Ma Riccardi è già grande da un po', quindi non credo che sia importante cosa farà Riccardi, anche perché non sono in grado di dirvelo. Il vicepresidente non si sbilancia sul suo futuro a Roma o FVG, è troppo presto. Tante oggi le incognite su cosa succederà nel 2023 quando si voterà per il rinnovo del Parlamento, al netto di possibili sorprese autunnali e, soprattutto, per le regionali. L'unica certezza è che l'attuale presidente Massimiliano Federica ha detto che si presenterà di nuovo. E questo vede tutti noi a suo sostegno, conferma l'alleanza che l'ha sostenuto nel corso di questa legislatura e annuncia questa novità della sua lista che porterà il suo nome, che è un po' un modello che stiamo vedendo un po' in tutti i comuni, in tutte le regioni, quindi credo che faccia bene a fare questo per intercettare anche quel consenso che a mio parere il presidente Federica ha al di là del perimetro della sua coalizione, perché l'abbiamo visto all'opera e l'abbiamo visto lavorare con grande stima anche da elettorati che non guardano al centrodestra. Una lista dunque che potrebbe anche intercettare i moderati. Resta anche da capire il futuro di Forza Italia. Circola anche un sondaggio su una possibile fusione con Italia Viva di Matteo Renzi. Fantapolitica perché di tempo ne manca molto. Sicuramente un anno è poco, ma nello stesso tempo è ancora lungo e ci sono le amministrative, ci saranno le politiche prima, quindi vedremo come si evolverà nel corso di questi mesi. Mi pare di vedere che l'effervescenza dell'avvicinamento alla scadenza elettorale da parte in particolare dell'opposizione si stia già muovendo. I dati della pandemia aumentano di nuovo, anche se lentamente, i numeri della pandemia da Covid-19 nella nostra regione, una delle 3 regioni in cui questo trend è in peggioramento. Nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio infatti i nuovi casi sono aumentati del 5% rispetto a quella precedente, pur senza riflettersi sui numeri della sanità regionale. Infatti i dati delle terapie intensive e delle aree mediche restano sotto soglia di allerta e sotto la media nazionale, con l'1,7% dei posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e il 13% nelle aree sanitarie. Bandiera nera in regione Gorizia, dove i casi in una settimana sono aumentati del 33%, in controtendenza invece Trieste, dove i nuovi positivi tra una settimana e l'altra sono calati del 12%. Sotto la media italiana restano invece anche i dati delle vaccinazioni, con le quarte dosi ferme al 4,6% degli over 80 e del 10,5% degli immunocompromessi. Dati negativi anche per quanto riguarda la copertura vaccinale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, con solo un bambino su 4 che ha completato il ciclo vaccinale. Premiata una giovane ricercatrice dell'Ateneo di Udine che ha scoperto come individuare precocemente il tumore al fegato. La proteina AP1 è una spia di allarme di possibile tumore in corso. A scoprirlo lo studio finanziato dalla Fondazione AIRC, che con la collaborazione della Fondazione Italiana Fegato è valso all'autrice Giovanna Mangiapane ben 2 riconoscimenti: l'annuale PhD Award dell'Università di Udine e il premio SIMAG, ovvero la Società Italiana di Mutagenesi Ambientale Genomica. Ed ora andiamo a Ronchi dei Legionari per le celebrazioni sulla giornata della libertà di stampa.
In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e di Espressione, l'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie di Ronchi dei Legionari ha promosso iniziative per contrastare la censura che colpisce il mondo dell'informazione. Ogni anno, infatti, centinaia di giornalisti ricevono minacce perché svolgono con professionalità il proprio mestiere, raccontando le verità più scomode. Secondo i dati dell'Osservatorio di Ossigeno dell'Informazione, fra i giornalisti in Italia le donne sono molto spesso bersaglio di intimidazioni, minacce, ritorsioni e frequentemente in questi attacchi c'è una componente sessista. Su 384 operatori dell'informazione colpiti da minacce ed intimidazioni, nel 2021 in Italia le donne sono 105, ovvero il 27%, e dal 2006 ad oggi questa cifra annuale risulta la più alta. È proprio sull'importanza che una libera e corretta informazione sia fondamentale per combattere coloro che cercano di bloccare la libertà di espressione che le Ali delle Notizie e Comune di Ronchi dei Legionari, con l'alto patrocinio del Parlamento europeo, hanno celebrato la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa con la dedica di un luogo della città intitolato a David Maria Sassoli, presidente del Parlamento europeo, giornalista, conduttore televisivo e politico scomparso lo scorso 11 gennaio. Il 6 maggio del 76 l'Orcolat distrusse intere comunità. A 46 anni i paesi maggiormente colpiti dal terremoto intendono ricordare i 990 morti e quanti si sono adoperati per la ricostruzione. Le manifestazioni principali si svolgeranno a Gemona. Il 6 maggio ricorre il 46esimo anniversario del terremoto, la cui furia rase al suolo interi paesi del Friuli. Il ricordo di quell'interminabile scossa che causò perdite, sofferenze e paura, ma anche solidarietà, amicizia e rinascita, è sempre vivo nelle comunità della Pedemontana e dell'Alto Friuli che hanno organizzato diverse cerimonie. In particolare nel Duomo di Gemona, riferisce il sindaco Roberto Revelant, alle 20 sarà celebrata la messa alla quale è prevista la partecipazione del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del sottosegretario al Ministero degli Interni Carlo Sibilia e di rappresentanti della Commissione Affari Costituzionali in questi giorni in Regione per attività legate all'emergenza profughi. Successivamente dal sagrato della chiesa partirà la processione verso il cimitero dove sarà deposta una corona in memoria delle 400 vittime di Gemona. A 46 anni dal terremoto, a Gemona ci sono ancora delle incompiute come il castello e l'ex ospizio di via Altaneto, ma l'opera prioritaria è continuare a seguire l'eredità che ci ha lasciato Zamberletti, conclude Revelant, a partire dalla prevenzione e dall'adeguamento degli immobili. Significativo sarà il passaggio quest'anno del prefetto Laura Lega e del comandante Guido Parisi davanti al monumento eretto in memoria dell'opera di soccorso da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Come sottolinea il presidente dei comuni terremotati, Loris Carnielut, è un peccato non essere riusciti a seguire completamente il modello Friuli per quanto riguarda il decentramento gestionale impiegato allora per la ricostruzione. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.